Un banchetto di prodotti tipici per rimarcare il suo legame con il Veneto. Così Antonio De Poli si presenta nella redazione del Mattino di Padova per il primo di una serie di forum organizzati in vista delle prossime elezioni regionali. Il messaggio è chiaro: la nostra regione non è di proprietà leghista. Una Lega che secondo De Poli non vuole governare ma comandare, e le prospettive non sono felici. Quali sono i pericoli nel dare il Veneto in mano alla Lega? Ma io credo che sia il pericolo quello di guardare la punta delle proprie scarpe o di tornare indietro come i gamberi invece di andare avanti. Io credo che oggi il Veneto deve guardare in avanti, deve guardare al Veneto, all'Italia, all'Europa, al mondo, proprio per dare la possibilità da una parte ai nostri giovani di poter trovare domani la possibilità di un lavoro, di costruirsi famiglia e di avere una prospettiva. Per contrastare il predominio di Zaia si ipotizzava un'alleanza con il centro-sinistra, poi è andato tutto a monte. Loro, avendo all'interno anche delle aree di sinistra molto importanti per loro, che non c'è stata possibilità di trovare una soluzione per guardare in avanti e per creare un'unica alternativa a quello che era oggi lo strapotere che sta venendo avanti della Lega. La scelta di correre da solo ha comportato malumori interni. Alcuni esponenti locali dell'UDC hanno anche lasciato il partito, ma De Poli rimane convinto della necessità di superare il bipolarismo. Credo che la politica seria che l'Unione di Centro sta facendo dal 2008, avendo scelto di non andare né a destra né a sinistra rispetto agli schieramenti, stia dando un segnale di dignità, di serietà, e altrettanto su questo aspetto non ci può essere un futuro che non passi attraverso un'area moderata e di centro, cattolico-laica, che possa dare stabilità e possa programmare il futuro del nostro Paese. L'obiettivo programmatico di punta è la questione economica. Aprire la borsa cosiddetta, i cordoni della borsa, per poter aiutare con finanziamenti gli imprenditori che sono in crisi e per poter chiaramente dall'altra parte anche sostenere quelli che hanno già dei mutui, che per caso congelarli o comunque dare un'ulteriore possibilità di poter andare avanti. Ma il punto fondamentale è dimostrare che il bipolarismo è finito. C'è spazio anche per un centro di sostanza.